Giovanni Del Ben è un medico forense qui con noi. Qual è l'argomento? Allora, stasera facciamo cronaca sanitaria locale. 3 anni fa abbiamo parlato di pordenonesi illustri, tra questi l'ingegner Mario Sist, fondatore del Policlinico San Giorgio. Per onorarne ora la memoria, il figlio, dottor Maurizio, attuale presidente della casa di cura, ha deciso di istituire 2 borse di studio annuali da conferire a 2 studenti di infermieristica della sede di Pordenone dell'Università del Friuli, che si siano particolarmente distinti e impegnati nei loro studi. La consegna è avvenuta ieri nel corso del convegno medico-scientifico dedicato alla cura degli anziani, alla presenza per l'università anche del professor Ambesi, e sono state premiate Marta Iacuzzi di Spilimbergo e Veronica Santin di Pordenone. Tutte e 2 donne? Già, tutte e 2 donne, perché si distinguono molto. Tra l'altro, scusami, ieri sera abbiamo dato la notizia proponendo proprio questa foto. Grazie. Allora, importante è stato l'impegno del Casa di Cura San Giorgio nel ricordare il 1° ottobre, data del compleanno dell'ingegner Sist, anche per i prossimi anni, con nuove borse di studio, con un nuovo convegno sulla tutela della salute della persona anziana. Un impegno che deve coinvolgere, come abbiamo anche detto ieri, tutte le strutture sanitarie territoriali e ospedaliere che siano, l'ambito sociale, i comuni, le case di riposo, in un'ottica di rete, quasi le grandi intese, no? E di coordinamento anche con l'università. L'integrazione dovrà coinvolgere medici, infermieri, terapisti della riabilitazione ed anche psicologi e assistenti sociali, così da assistere le persone fragili, non solo dare risposte ai loro bisogni. Nell'ottica di prevenzione e di mantenimento del miglior livello di salute possibile, il professor Roberto Gasparini dell'Università di Genova è uno dei massimi conoscitori della influenza in Italia e nella ricerca scientifica internazionale, ha illustrato le caratteristiche dei nuovi vaccini, che sono sicuramente sicuri ed efficaci. Mediamente, e finisco subito, curare un malato di influenza costa 1.250 euro, oltre tanto altro di disagio. Evitarla costa molto meno, ma vale molto di più. Fra poco che c'è la campagna vaccinale, aderiamo vaccinandoci. Io dico sempre ai miei amici che mi ascoltano, sono 11 anni che mi vaccino e l'influenza non l'ho più avuta, quindi vi invito a vaccinarvi, ma lo farò anche in seguito. Grazie a Giovanni Del Ben.